linea politica, ma all'interno di questa maggioranza siamo i primi pensatori, quindi è una lista civica la nostra. Per quanto riguarda le direttive che l'UDC può darmi in questa specifica sua mozione, io mi sono sentito libero all'interno dell'UDC di Crowd, ho avuto carta bianca per poter decidere e fare liberamente, quindi non aspetta lei di dirmi cosa devo fare, quindi io mi sento sereno, libero di decidere e condividere con questa maggioranza quello che faccio. Grazie. Grazie Assessore. Mettiamo ai voti il terzo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? 4. Contrari? 12. Astenuti? Assenza che è stato passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Mozione avente col termine introduzione del bilancio partecipativo. Relazione al sindaco. Il bilancio partecipativo coinvolge i cittadini nella sfera politica e sociale del Paese nelle scelte di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di servizi e investimenti per il bene comune della popolazione. L'iniziativa rappresenta un utile strumento per conoscere quali siano le reali esigenze del cittadino e per orientare le scelte dell'amministrazione comunale verso la soddisfazione delle necessità concrete di chi realmente vive la città, fornendo prove esemplari di democrazia per creare un futuro migliore sia alla cittadinanza. Questa amministrazione, in esecuzione di un principio valorabile, ha già pertanto avviato un percorso di condivisione delle scelte amministrative future nell'ambito però del programma elettorale, costituendo un rappresentante di zona a disposizione delle famiglie e delle persone, nonché iniziando a fare le riunioni zonali e le valutazioni del territorio. Maggiori perplessità nell'introduzione del bilancio partecipativo derivano inoltre dalla sua eventuale utilità in un regime di bilancio come quello del Comune di Caule, nel quale l'equilibrio tra spesa rigida e spesa flessibile, che richiama quella vecchia distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, di cui le recenti riforme in materia di contabilità degli enti locali hanno fatto giustizia, nel risolversi indiscutibilmente in favore delle prime, ossia le spese rigide, grazie anche ai ritenuti sistematici, strutturali e schizofrenici tagli imposti dal governo italiano, rende di fatto ridotta, se non impossibile, l'eventuale partecipazione alla spesa corrente. Per tali motivazioni si ritiene di respingere la mozione. Qui non voglio rubare tempo con una discussione che mi sembra già contenuta. Semplicemente per osservare come in realtà, sia pur minima, la parte di bilancio che può essere oggetto di partecipazione nelle scelte da parte dei cittadini meriterebbe, secondo il nostro orientamento, attenzione e soprattutto approvazione nel senso della mozione. Per cui ci dispiace osservare che anche su questo punto la maggioranza non voglia cogliere quello che era, a nostro modo di vedere, un utile suggerimento. Mettiamo i voti, il settimo capogruppo tutto non prego. Queste considerazioni e motivazioni che ha portato questa maggioranza e le dichiarazioni che ha fatto il sindaco, in questo momento decidere quello che si è da fare, lo dobbiamo fare, lo ritengo, lo riteniamo, lo possiamo fare caso per caso. E abbiamo avuto una dimostrazione, non voglio ritornare, ma mi sembra che sia importante, lo abbiamo mostrato anche poco fa, quando abbiamo discusso sull'imposta di soggiorno, su cui naturalmente abbiamo concertato per discutere, perché questa è una delle valenze su cui possiamo discutere. Quindi non è detto che su quelle che sono le decisioni della nostra amministrazione, preso quelli che sono i rapporti con le periferie o tutti i cittadini, non ci siano date di opportunità per fare questo. E diventa un po' precario questo momento storico e di riequilibrio delle finanze del genere, pensare di mettere in piedi una situazione di questo genere che naturalmente non dà frutti sicuri e consolidati se non si va a avviare espressamente il caso.
Gruppo Zanon, prego. No, scusate un attimo. Allora, il capogruppo autonomo continua a riportare questa problematica che sicuramente qui deve sentire moltissimo. Questa maggioranza, a proposito della tassa di soggiorno, sicuramente si confronterà con la cittadinanza. Allora, anche in questa circostanza, a proposito del bilancio partecipativo, che è solo una occasione di discussione, di apertura e di dialogo fondamentalmente con i cittadini, vorrei anche citare una battuta in latino, visto che il sindaco per me 3 volte ha accettato il limine litis. Vorrei dire che l'escusatio non petita, l'accusatio non manifesta, nel senso che chi per tutta la durata circa dell'intervento del Consiglio Comunale cerca di giustificare le posizioni della maggioranza, certamente deve sentire dentro di sé un'accusa e giustificare qualcosa che appare evidentemente una mancanza assoluta di dialogo tra questa maggioranza, e poi torno a dire sempre la maggioranza del Consiglio Comunale, che è spesso il sindaco chiaramente non rappresenta la maggioranza dei cittadini e tantomeno non è collegata assolutamente con le associazioni, come abbiamo visto prima dalle parole sentite dalle parole del sindaco, tanto è vero che siete stati costretti a inviare l'approvazione del regolamento dell'imposta di soggiorno. Capogruppo Commisso? Sì, grazie Presidente. Non voterò favorevolmente in maniera tiepica questa mozione, perché ho l'impressione che più che di bilancio partecipativo ci sia bisogno proprio di partecipazione. Come ogni sera, se togliamo le persone comandate o dei lavori a partecipare a queste che dovrebbe essere il cuore della discussione, non c'è quasi mai nessuno. Per cui va bene il bilancio partecipativo che diventa un po' una norma specifica e anche, come dire, da elaborare in maniera importante, però credo che sotto questo punto di vista, sia della pochissima, scarsissima partecipazione della cittadinanza ai consigli comunali e alla vita politica in genere, sarebbe stato più opportuno votare a favore della mozione precedente, in modo che un maggiore controllo in generale, ma anche una maggiore partecipazione proprio sui dati concreti, quelli riportati da queste banche dati, poteva eventualmente favorire una partecipazione maggiore della cittadinanza alla vita politica del Paese. Il capogruppo Commisso, consigliere Mauro, prego. Sì, grazie. Rilassandomi all'ultimo intervento del capogruppo Commisso, è vero, la partecipazione alla vita amministrativa politica della nostra città, caude, scarseggia alquanto. Basta vedere appunto quante persone si prendano la briga di venire ad ascoltare i consigli comunali. È vero però che alle persone, ai cittadini, occorre fornire spazi veri di partecipazione. Partecipare per venire ad ascoltare probabilmente ai nostri concittadini interessa sempre meno. Partecipare per poter incidere nelle scelte, ma incidere sul serio, come questo strumento del bilancio partecipativo offrirebbe un'occasione vera in questo senso, e forse sono convinto, perché se si tratta di decidere come spendere una parte, non tutto il bilancio, ma una parte del bilancio, essendo soldi pubblici, essendo soldi dei cittadini, consultarsi con i cittadini per assumere queste scelte, sono convinto che forse qualche persona in più sarebbe ben disponibile a spendere il proprio tempo anziché appunto venire ad assistere in maniera non partecipativa, in maniera passiva ad un dibattito consigliare. Certo è utile, è importante e anch'io stigmatizzo la scarsa partecipazione, però forniamo strumenti veri di partecipazione e questa proposta va in questa direzione. Grazie consigliere Favaro. Mettiamo in voto il settimo punto dell'ordine del giorno. Favorevoli? 5. Contrari? 12. La mozione viene respinta. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Ordine del giorno avente ad oggetto adesione alla carica del Presidente della Repubblica promosso dalle associazioni Avviso Pubblico Libera per sollecitare interventi di contrasto alla corruzione. In relazione al sindaco.
L'ordine del giorno mira ad ottenere dal Presidente della Repubblica, onorevole Giorgio Napolitano, la calendarizzazione in Parlamento dell'approvazione della legge indispensabile per favorire il contrasto alla corruzione nel nostro Paese, chiedendo di aderire all'appello promosso in tal senso dall'Associazione Avviso Pubblico Libero. Premesso che il Comune di Caorle da oltre 12 anni aderisce all'associazione suddetta, credendo fortemente nella promozione della cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e sui territori da essi governati, si ritiene tuttavia che l'ordine del giorno possa allo Stato ritenersi superato. In data 6 novembre 2012, infatti è stata approvata la legge numero 190, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012, con la quale sono state emanate le norme per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Per tali motivazioni si ritiene di non approvare l'ordine del giorno. Capogruppo Bonino, prego. Grazie Presidente. Sì, in realtà era prevedibile l'osservazione del Sindaco, voglio dire, è stato pubblicato in decreto ufficiale il provvedimento normativo per cui il pubblico che lo Stato italiano si è dotato di un nuovo strumento normativo per legiferare in materia. È tuttavia possibile adeguare anche quello che è il testo finale dell'ordine del giorno proposto, rimarcando la volontà e quindi il sentimento di questo Consiglio Comunale che è espressione di una comunità, per far valere quello che è il contrasto a questa prassi deviante, a questo sistema che purtroppo anche recenti e diffusi episodi a livello nazionale che hanno coinvolto esponenti di varie estrazioni e di vari livelli stanno infangando il ruolo dell'amministratore pubblico. Per cui questa riteniamo che al di là dell'approvazione della norma che ha inasprito per certi aspetti e modificato le previsioni normative con i testi penali che dovrebbero di per sé contrastare, noi riteniamo non siano comunque sufficienti perché la lotta a questo fenomeno parte dall'educazione. L'educazione sappiamo benissimo che a sua volta trae fondamento dall'insegnamento. E allora noi come espressione della comunità locale dobbiamo dare un esempio, rimarcando in questa sede, riteniamo, quello che è un sentimento di contrarietà al malcostume. Poi lo si vuole tradurre sotto la dicitura corruzione piuttosto che altro, poco importa, ma questo è il senso. Anche perché, tra l'altro, osservavo che il protocollo dell'ordine del giorno è avvenuto in data 4 ottobre e sia pure, come dire, a livello nazionale siamo stati superati da un legislatore che, se non ricordo male, in fretta e furia ha voluto adottare questo tipo di provvedimento, ma il Consiglio Comunale di Caorle soltanto inserendo l'ordine del giorno all'interno di un Consiglio Comunale che prevedeva senz'altro altri argomenti, ha inteso trattare il punto, mentre noi ritenevamo che fosse possibile, se vi fosse stata sensibilità, addirittura convocare un Consiglio Comunale solo per discutere l'ordine del giorno. Mettiamo ai voti l'ultimo punto dell'ordine del giorno.